Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, mai avrei pensato di chiedere la parola in quest'Aula per portare il nostro saluto istituzionale a un uomo come Nuccio Ordine, uomo di lettere, uomo di cultura tout court, professore all'Università della Calabria, ma visiting professor nei più importanti atenei del mondo, da Yale alla Sorbona, accademico di fama mondiale, membro del Comitato Scientifico della Treccani, insignito di numerose lauree ad honorem e importantissimi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero, tra cui ultimo, in ordine di tempo, nel maggio del 2023 il premio Principessa delle Asturie per la comunicazione e l'umanistica. Il professor Ordine viene considerato l'intellettuale italiano più conosciuto al mondo. Mirabilissimi i suoi studi sul Rinascimento, su Steiner, su Giordano Bruno, di cui era considerato uno dei massimi esperti. Il fil rouge che collega tutta l'opera di Nuccio Ordine, che si esplica nel suo celeberrimo manifesto dal titolo L'utilità dell'inutile, assurto a bestseller mondiale, tradotto in oltre 30 lingue, in cui in maniera molto concisa sottende l'importanza della memoria. Mnemosine, la memoria è divinizzata e venerata. Sono le muse sue figlie a presiedere le esperienze intellettuali e artistiche. Ma qual è l'esperienza decisiva di conoscenza? Aristofano di Taranto e Platone propendono per la memoria che assieme alla filosofia consentirà all'uomo di essere degno a salire sulle stelle. Ernst Bloch definisce lo spazio della morte come spazio dell'invisibile, in cui inizia e verso cui seguita a tendere un universo finalmente senza più esteriorità, in quanto prevale in lui la verità. Nel lavoro di Nuccio Ordine nulla è finzione, ma pure si incastra entro una storia in cui i maestri di pensiero sono i protagonisti, ed è mirabile davvero quanto l'autore sappia quasi rimanere discretamente da parte, affidandosi a loro con una formidabile capacità di coglierne l'essenza. Un intellettuale legato alla terra della Calabria, quella Magna Grecia che ricollega Nuccio Ordine all'archetipo stesso della nostra cultura. La letteratura europea che è il grande panorama in cui i legami della cultura tessono la storia dell'umanità. Così è l'opera di Nuccio Ordine, così è la sua vita, dedicata allo studio, perché si studia per diventare migliori, diceva. E nel suo raccontare viene a crearsi un ordine di idee che sono legate alla contemporaneità, una lucidissima analisi del hic et nunc che egli proponeva attraverso la lettura dei grandi classici. Emergeva nel suo pensiero quanto anche la sapienza, e non il sapere fine a se stesso, ma pure la bellezza o l'estetica necessitino, per essere comprese, di una partecipazione appassionata, ma anche dell'impegno speculativo. Da cattedratico aveva analizzato l'università azienda e gli studenti clienti a cui tende oggi il nostro sistema. Per il professor Ordine l'importanza dello studio era fonte di conoscenza, da cui necessità che lo studio sia accessibile a tutti. La sua vita era segnata dalla passione e dall'impegno, e ci porta pure a riflettere quale forza rappresenti la conoscenza che sempre i regimi totalitari hanno cercato di limitare. Si domina gli ignoranti dunque, ma se sono gli ignoranti a voler dominare, l'umanità stessa rischia di estinguersi, di essere repressa. Ma nell'opera di Nuccio Ordine c'è anche sempre il presente, la dignitas hominis, che una società con una scala gerarchica di valori completamente stravolta ha perduto, per cedere il passo a volte alla prostituzione della sapienza. Nuccio Ordine è stato letterato ma anche filosofo. Le riflessioni su Giordano Bruno toccano il tema della libertà e definiscono il nonsense, ma anche il suo saggio su Enrico III, il sovrano francese che si adoperò per far cessare le guerre religiose. Nuccio Ordine ha voluto dare il senso alla cultura umanistica anche con la scelta di essere tra i soci fondatori con Umberto Eco e Elisabetta Sgarbi della casa editrice La Nave di Teseo. Mi piace, e concludo, citare una frase che Nuccio Ordine ha proferito in occasione del suo discorso per il conferimento dell'onorificenza francese di Cavaliere della Palma accademica. Solo chi si libera dei propri egoismi personali può intraprendere il difficile e gioioso cammino della conoscenza. Alla famiglia, agli amici, ai suoi studenti, il nostro pensiero commosso. Buon viaggio, professor Ordine. Ciao Nuccio.